parlava di persone, ma soprattutto si parla di soldi, no? Rete di assistenza regionale che ha bisogno di risorse. Come di risorse hanno bisogno Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, soprattutto se chi tutela l'incolumità, il nostro ordine, la sicurezza fa degli straordinari. La bella notizia, caro Raffaele Padrone, io guardo lei, poi lei mi dirà se è bella, brutta, positiva o negativa. Vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, innanzitutto ben ritrovato. Grazie anche a voi. Sono stati stanziati 180 milioni di euro per gli straordinari di Vigili del Fuoco e Polizia. Come commentiamo questa notizia? Ma lei prima mi ha dato il là quando parlava dei pompieri americani. Si nota che quando escono per dare una mano ai nostri interventi non escono con gli stessi mezzi con cui i nostri pompieri sono costretti ad uscire, cioè aspettare di fare un camion di sicurezza, se si rompono gli altri due recuperare i pezzi. Insomma, questo è il comparto sicurezza che funziona così e funziona anche a Pordenone. Diciamo che i 180 milioni, l'ha detto lei, a cosa servono? A pagare gli straordinari. Cioè, io lo dicevo, no? Siamo fermi da oltre 1 anno e mezzo con gli straordinari, cioè invece di dire 180 milioni in aggiunta per pagare l'ordinario, addirittura bisogna pagare ancora gli straordinari, cioè ti fanno lavorare ma non ti pagano. Questa è la notizia che bisogna leggere tra questa cifra. E forse, no? Intanto dice sono stati stanziati, ma non è detto che, come già altre volte, 3 miliardi e mezzo per il comparto sicurezza sono spariti. Vuoi che c'è stato un cambio di governo, vuoi che non è stato firmato, vuoi che chi c'era prima non è riuscito a finire il programma, spariti 3 miliardi e mezzo per le forze di polizia. Quindi intanto attendiamo, bella la notizia, ma dietro la notizia, ripeto, c'è il fatto che sono straordinari, c'è gente che ha lavorato, che aspetta questi soldi da 1 anno e mezzo. Cioè, non credo che sia molto bella la notizia detta così, è bella perché arriveranno forse, ma non è bella sicuramente per chi per 1 anno e mezzo li attende, insomma, direttore. No, è una bellissima notizia. Io però penso sempre, forse Raffaele lei mi potrà dire ma non capisci nulla, io penso però sempre alle persone che non vedono lo stipendio, quello regolare, da mesi e mesi, che sì, le aziende magari hanno integrazione. Ma come lei vede, sotto Natale, lei mi ha fatto la domanda, ragioni, io dico sempre, guardi, lei mi è testimone, chi è dietro il teleschermo lo vede e sente quello che dico. Io non ho mai parlato e mai parlo di soldi. Adesso, perché è uscita questa notizia in ANSA, oggi, ieri si gira di questa notizia ed è giusto magari anche parlarne per chi, insomma, doveva capire che comunque sono soldi da avere, non soldi in più. Anche perché io dico sempre, c'è gente che sia della mia età o più giovane e comunque ha perso il posto di lavoro da anni e, vista l'età, non ti assumono molto facilmente, nessuna azienda, nessuna industria ti assume a superati i 50 anni e sicuramente non ti assume con contratti indeterminati, ma così forse saltuariamente. Allora, questa è la gravità. Io infatti non parlo mai, dico sempre, quando faccio sempre gli auguri da anni ormai purtroppo ecco, la ringrazio per l'invito e sicuramente che c'è gente che veramente il panettone sotto l'albero non lo vede, perché purtroppo c'è questa situazione, una grave crisi economica che ha preso ormai tutti, però sappiamo benissimo che le forze dell'ordine comunque hanno il loro stipendio. E io ripeto, non ho mai sindacato da questi teleschermi, ma da nessuna parte, su quanto prendiamo, poco, ma mai ho parlato di stipendi della polizia o delle forze dell'ordine. Ripeto, ne abbiamo parlato adesso e mi scuso anche che ne abbiamo parlato adesso, ma era doveroso, ha fatto bene, certo, ma ha fatto bene perché uno dice sono arrivati, arrivano, sì, ma sono quelli di 1 anno e mezzo di lavoro, certo. Quindi credo che era far luce su questa cosa. Giustamente. Senta, invece,
lavoro, rischiate la vita tutti i giorni, ma non soltanto la polizia italiana, anche la polizia, Di abbiamo tutto, visto, io penso di tutto il mondo. dell'Inghilterra, di tutto il mondo, ma soprattutto io faccio riferimento all'Inghilterra per quanto è successo nei giorni scorsi a London Bridge, no? Questo Sì. terrorista che era già stato condannato per Sì, terrorismo sì, nel sì. 2012, che poi è stato ammazzato, freddato dagli agenti proprio della polizia. Tra le cose abbiamo visto l'eroe polacco, no? Questo Sì. chef, no? Che si è Sì, 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 avventato, sì. che ha scongiurato, insomma, Ha disarmato anche. e ha disarmato. Io ho visto il filmato, lei li ha visti, non riproponiamo queste immagini perché sono crude e Sì. giustamente, insomma, non è bello far vedere le scene di quando un poliziotto spara e uccide una persona, ma io mi sono messo nei panni vostri. Se una sparatoria fosse avvenuta a Pordenone, Milano, Ma- prima di tutto vi indagano per eccesso, no, di legittimità, poi in caso si sì, vede, no? intanto è una, guardi, intanto ecco. lei ha fatto bene a non riproporre il video che non so se gira in tutti i social, ma comunque io gli ho fatto vedere il video reale dell'intervento fatto a Londra. Beh, e lì si capisce quanto libertà e giustamente in un sistema di pericolosità, di una tensione altissima che ormai gira in queste città, ma attenzione, quello che succede lì non è detto che possa non succedere in Italia, quindi però dico la libertà, il protocollo di intervento, chiamiamolo come meglio ci piace sapere, quello che può fare la polizia in determinati paesi. In Italia, se fosse successo, guardate, se riuscite trovatevi il video, ma se fosse successo in Italia, quello è la maniera con cui hanno messo fine a quel terrorista, che tra l'altro c'è anche da, secondo me, se vogliamo proprio essere molto trasparenti, sulla coscienza ce l'ha anche chi l'ha lasciato libero, perché era già stato fermato. Nel 2012 era stato Sì, condannato. e per cosa? Non per furto alla Conad, per terrorismo, sì. giusto? Ecco, allora se si lascia libera questa persona ed reitera nel reato, è facile che, soprattutto in una polizia diversa da quella italiana nel loro modo operantis, io credo che ce l'ha sulla coscienza, perché se fosse stato in carcere sicuramente non avrebbe fatto quello che ha fatto e non avrebbe finito la sua vita lì. Però teniamo presente che questa persona aveva ammazzato già 2 persone, oggi i funerali, e ne aveva feriti altri 7. Credo che non era, ripeto, uno stinco di santo, ma la capacità e la freddezza di intervento della polizia inglese si è dimostrata in 2 secondi, hanno capito come funzionava e l'hanno lasciato steso. Questo in Italia, ma credetemi, sarebbero già crocifissi in croce, sarebbero già in croce, perché solamente nei conflitti a fuoco nostri ti vengono sequestrate le pistole, c'è un'indagine balistica, il perché, il per come, gli avvocati, non gli avvocati, cioè parliamo di conflitti a fuoco che, ripeto, non si hanno con delle persone che camminano per la strada, delle persone che hanno rubato al supermercato magari per fame. Io parlo di terroristi, parlo di rapinatori armati che non starebbero a pensare a loro se hanno il provvedimento disciplinare, se non hanno il provvedimento disciplinare, se il questore di turno li mette sotto inchiesta, se la procura soprattutto li mette sotto inchiesta, quindi non pensano 2 volte, se ti vedono ti sparano. Abbiamo perso dei colleghi, quindi voglio dire, per questi interventi, avete visto a Trieste cosa è successo? Cioè, se la gente, avete la possibilità di andare a guardare come si sono difesi i poliziotti inglesi in questo caso, beh, dite, quello che doveva succedere a Trieste veramente non sarebbero usciti, ma neanche col funerale. Quindi non vogliamo arrivare a questi livelli? Beh, dateci, ripeto, gli strumenti per poter agire in maniera diversa. Quando io dico non dobbiamo arrivare allo scontro fisico, ecco, in quel caso l'avrebbero potuto neutralizzare con un taser e l'avrebbero potuto neutralizzare e bloccare. Vabbè, ma in quei momenti lì... appunto,
parliamo di una Caspita. persona che, ripeto, aveva già ucciso 2 persone e ferito altri 8. Quindi Vita mea se mi stua, no? chiedete a me personalmente se mi dispiace, caspita. sapete già la risposta. Se poi vogliamo fare gli avvocati delle cause perse, a voi la scelta. Ci vediamo la settimana prossima, Grazie a grazie a voi. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere Grazie stato a voi. con noi. Vasta attività nel weekend da parte dei carabinieri nel Veneziano, denunce per spaccio, furti, guida in stato di ebbrezza. Un giovane con l'auto priva di assicurazione e revisione girava senza patente, quasi al limite del coma etilico.